Proclamato beato nella giornata di ieri, domenica 9 maggio, il giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre del 90. Accogliendo il desiderio del cardinale Montenegro, concediamo che il venerabile servo di Dio, Angelo Rosario Livatino, d'ora in poi sia chiamato beato, che ogni anno si possa celebrare la sua festa il 29 ottobre. E con queste parole è avvenuta la proclamazione del giudice Livatino beato nel corso di una cerimonia solenne celebrata nella cattedrale di Agrigento e trasmessa in Mondovisione dalla RAI. In contemporanea il reliquiario dove è contenuta la camicia indossata del beato il giorno in cui venne ucciso dalla mafia è stato collocato in una teca della cattedrale. È un reliquiario realizzato in argento martellato e cesellato. Il giudice Rosario Livatino fu ucciso dalla mafia, quasi nessuno lo conosceva, a eccezione dei suoi aguzzini. Lavorava al tribunale di Agrigento e si occupava prevalentemente di sequestri e confische di beni sottratti ai mafiosi. Questo firmò la sua condanna a morte, decretata dagli uomini della Stidda, un'organizzazione mafiosa agrigentina, 4 dei quali poi condannati all'ergastolo, ma quel delitto avvenne anche in odio alla fede del magistrato, così come hanno stabilito le autorità vaticane, per cui, riconosciuto il martirio, il giudice Rosario Livatino, cattolico praticante, è stato proclamato beato. Il decreto della Congregazione della Causa dei Santi, avuto l'autorizzazione di Papa Francesco, è stato pubblicato il 22 dicembre dello scorso anno. La cerimonia di beatificazione quindi ieri nella cattedrale di Agrigento, presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. La data non è casuale: nel 1993, proprio il 9 maggio, il Santo Padre Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi rivolse il suo invito perentorio ai mafiosi: convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Livatino, il giudice ragazzino, come è stato ribattezzato dopo la morte, fu ucciso lungo la statale che ogni mattina percorreva in auto da Canicattì, dove viveva con i genitori al tribunale di Agrigento. Aveva rifiutato la scorta e ai picciotti implorò assassini di fargli salva la vita. Per tutta risposta ricevette il colpo in grazia. Dalle testimonianze anche del mandante dell'omicidio e dei documenti processuali emerge che l'avversione nei suoi confronti era inequivocabilmente riconducibile all'odio della fede, al punto che inizialmente i mandanti avevano pianificato l'agguato dinanzi alla chiesa in cui quotidianamente il magistrato faceva la visita al Santissimo Sacramento. Anche ieri il Santo Padre nel corso del Regina Coeli ha voluto ricordare la beatificazione di Livatino e chiedendo ai presenti un applauso. L'esempio di Livatino, ha detto il Papa, sia per tutti, specialmente per i magistrati, è stimolo a essere leali difensori della legalità e della libertà. Oggi ad Agrigento è stato beatificato Rosario Angelo Livatino, martire della giustizia e della fede. Nel suo servizio alla collettività come giudice integrimo, che non si è lasciato mai corrompere, si è sforzato di giudicare non per condannare, ma per redimere. Il suo lavoro lo poneva sempre sotto la tutela di Dio. Per questo è diventato testimone del Vangelo fino alla morte eroica. Il suo esempio sia per tutti, specialmente per i magistrati, stimolo ad essere leali difensori della legalità e della libertà. Un applauso al nuovo beato.